Assessore, in un'epoca di globalizzazione i giovani sono chiamati a fare scelte imprenditoriali, quindi scelte economiche. Quali strumenti innovativi utilizza la Regione per aiutare i giovani produttori nelle loro scelte? In questo caso, a mio parere, l'innovazione nei confronti delle cosiddette new entry in agricoltura, oppure magari delle nuove generazioni che vogliono sostituire quelli dei loro padri o dei loro nonni, questi strumenti non possono prescindere dalla disponibilità economica, nel senso che ci sono alcune misure del piano di sviluppo rurale che sono state in parte finanziate, ma meno rispetto alle aspettative delle nuove generazioni, che noi stiamo cercando di potenziare. Anzi, abbiamo già riaperto i bandi per poter dare disponibilità per start-up aziendali riferiti alle nuove generazioni. Mi rendo conto che questo non può sembrare innovativo in senso stretto, ma l'innovazione, in particolare per le nuove generazioni, non può prescindere dalla possibilità che abbiano poi di fare economia con la loro azione, perché noi potremmo anche essere più innovativi, come dicevo prima, in senso stretto per quanto riguarda azioni comunque sulla ricerca che ci sono anche piani di ricerca che la Regione fa, un lungo elenco di piani veramente all'altezza dell'attualità e dell'innovazione, però dobbiamo anche convincere il giovane operatore in agricoltura che l'agricoltura rappresenta un settore economico che gli può dare un futuro, e per questo dobbiamo mettere a disposizione azioni mirate, misure mirate nel piano di sviluppo rurale, convenientemente anche coperte da una quota significativa di finanziamenti, per far sì che appunto il nuovo operatore agricolo, le nuove generazioni entrino nel mondo agricolo. Poi, dato che l'innovazione e anche così la freschezza innovativa appartiene soprattutto alle nuove generazioni, una volta che sono attratte dal mondo agricolo, senz'altro possono sviluppare anche quelle azioni che già ci sono sulla ricerca, su magari la differenziazione della produzione, che sono tipiche dei giovani, però innanzitutto, ripeto, dobbiamo accompagnarli anche a livello economico.